Corrado Callegari del Grande Nord. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie molto. Io sono stato parlamentare quando la Lega chiamava Lega Nord per l'indipendenza della parola. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto niente. La stagione della devolution, ho vissuto la stagione dei costi standard e adesso da fuori sto vivendo la stessa replica che è quella che stiamo vedendo tramite le televisioni, tramite le dichiarazioni. Io condivido pienamente l'analisi che ha fatto la Rubinato, perché proprio ha incardinato lei veramente com'è la questione. Qua si è partiti in maniera sbagliata e adesso la riforma è all'interno della palude romana, cioè chi è stato a Roma capisce cosa vogliono dire questi messaggi incrociati che si danno. Da di qua non si verrà fuori, cioè il percorso è stato sbagliato perché è andato sulle strade del passato e adesso si è bloccato e lì non ne verrà fuori, perché tutti i passaggi parlamentari che sono previsti, noi sappiamo, vero Rubinato, come funzionano, come funziona. Allora, ascoltami un attimo, io non mi sono permesso di dire, no, prendo in giro i veneti, se mi permetti, chi quando avete vinto chi prende in giro i veneti, vuoi che ti faccio l'elenco, prende in giro i veneti, Salvini quando l'anno scorso dichiara che sarebbero diminuite le accise della benzina e saremmo andati tutti quanti in vacanza con il carburante costava di meno. Io vado in vacanza anche quest'anno, no, vabbè, l'ha detto il tuo segretario, l'ha detto il capitano, ecco, poi aspetta un attimo, poi allora dopo abolizione della Fornero, la legge Fornero è ancora lì, bella intatta, hanno fatto una finestra all'interno della legge Fornero, quindi non si può parlare di abolizione di legge Fornero facendo una finestra sulle uscite, perché la finestra sulle uscite l'aveva fatta anche il governo Gentiloni prima, quindi cioè, non è che sia una novità. Poi abolizione della povertà fatta da Di Maio di 5 Stelle, ma l'Istat ha detto che dei 5 milioni di poveri, quindi vuol dire che i poveri sono ancora in giro. Poi l'ha detto anche il direttore prima, siamo andati là in Europa a battere i pugni, noi non accettiamo questo, accettiamo là, ma abbiamo guardato un attimo i dati del debito pubblico. Allora, quelli che sono andati al governo adesso hanno scaricato tutta la responsabilità del debito pubblico a quelli venuti prima e l'hanno aumentato. Allora, io vi do due dati. Debito pubblico ad aprile del 2018, data in cui avete iniziato a governare, era di 2 miliardi 311 mila. Adesso, ad aprile che avevano dato i dati, 2.373 miliardi, quindi 62 miliardi di differenza in un anno. Sappiamo quanto sono 62 miliardi quando erano vecchie lire? Sono 124 mila miliardi, cioè il debito pubblico con la gestione del governo del cambiamento, della novità, con la gestione del governo del cambiamento, 62 miliardi. È ovvio che l'Europa vi tira le orecchie, perché con il fiscal compact che era stato firmato dal governo italiano il debito pubblico doveva diminuire di 50 miliardi all'anno. Questo non avviene, anzi avevamo implementati 62 miliardi, è ovvio che dopo ti vengono a chiedere il conto e ti dicono adesso devi tagliare sulle spese, e andremo a vedere dove vanno a tagliare sulle spese. Tanto vanno a recuperare, per esempio, dicono forse i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, ma abbiamo visto qual è il ruolo sociale della Cassa Depositi e Prestiti, cioè quello di andare a coprire deficienze in Europa con i risultati della Cassa Depositi e Prestiti, vuol dire portare i risultati della Cassa Depositi e Prestiti fuori da quello che è la sua ma è chiaro. Allora io vengo da un ambiente che è quello delle banche, dove di queste cose qua se ne vedono di tutti i colori, cioè quando uno ha l'acqua alla gola cosa fa? Va a pescare dove riesce ad andare a pescare, ed è quello che stanno facendo questo governo, che io ritengo di improvvisato, un governo di spot, perché da quando abbiamo iniziato
l'anno scorso non si fa altro che ogni giorno di sentire degli spot elettorali, compreso l'ultimo, quello di dire il 21 avremo l'autonomia, ma cercate di pensare prima di fare le sparate, cercate le date e le scadenze le ha messe questo governo, non le ho messe né io né la Rubinato né a Girmo né i cittadini italiani. Siete voi che continuamente dite il 14 si fa questo, il 21 si fa questo, stessiti, quando che arriva, che se meglio, ho detto in Veneto. Aggiungo due cose che invece sui truffati dalle banche, no? Lei diceva vengo da questo ambiente, anche lì se casca questo governo, dovesse cascare e si dovesse andare a elezioni anticipate, è passato il primo decreto attuativo, c'è questo fondo, finalmente è stato varato, Miatello è venuto qua, gli abbiamo tagliato il codino perché questa era la promessa che aveva fatto se fossero arrivati i primi soldi, ma è come l'incardinamento dell'autonomia, se casca sto governo la cosa sparisce. Là, diciamo che il discorso di quello che è successo sulle popolari venete, ma non sono state le uniche, perché il sistema bancario dagli anni 90 ne ha passate di tutti i tipi, con un sacco di banche in tutto il territorio nazionale. Da quando le banche sono passate da enti diciamo non benefici ma pubblici, sono passati ad SPA, sono cambiate tante regole all'interno, ma ricordo che Banco di Sicilia, Banco di Napoli, per arrivare alla Cassa di risparmio di Venezia qua nel territorio, altre banche hanno avute dei disastri finanziari. Il problema comunque io ritengo che dipenda dalla Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia dovrebbe essere l'organo di controllo, però siccome soprattutto negli ultimi anni i consigli di amministrazione della Banca d'Italia sono costituiti dalle banche stesse, quindi non è che il controllato va a controllare i consumatori. Nonostante questo il fisco è stato riconfermato. No? Questi sono i misteri romani che succedono lontano dal Veneto. Niente, io volevo ritornare un attimo su alcune affermazioni che sono state fatte. Quello del debito pubblico è generato da Monti, ma ricordiamoci che Monti, io quando ero giù a Roma ero all'opposizione a Monti e a tutto il governo, ho fatto dura opposizione, però bisogna essere onesti nel dire che lui si è trovato in una barca al centro della tempesta, cioè tra la crisi finanziaria che c'era, tra lo scherzetto fatto dalle banche diciamo tedesche o francesi che non hanno rinnovato i famosi titoli di Stato, si è creato una debacle da poco. Lui è arrivato e ha trovato una barca che stava affondando, quindi era ovvio che il suo intervento, che pure è stato duro perché hanno fatto gli interventi duri, ricordiamoci la Fornero, io ho visto la Fornero piangere. Però sto principio per noi invece in un anno avremmo dovuto sistemare tutto. Per noi il stesso principio che stai annunciando ora, che lui avrebbe trovato una situazione drammatica. Allora, ricordati una cosa, che Monti quando è venuto, bisogna avere un'onestà, cioè o siamo onesti intellettualmente, allora o facciamo slogan oppure cerchiamo di essere onesti intellettualmente. Monti non è venuto lì dicendo io in una settimana sistema tutto, d'accordo? Quindi cerchiamo, ma te lo dice uno che ha fatto opposizione 2 anni dura a Monti con la Lega di Umberto Bossi, tanto perché si capiva, quindi questo io so benissimo come sono questi meccanismi, quindi non si può addossare giustamente a Monti, per me, la responsabilità del debito pubblico che si è trovato a dover affrontare. Poi anche per quanto riguarda poi i successi della quota 100 e dei contratti a tempo determinato, il blocco, allora è vero che alcune aziende hanno rinnovato da tempo determinato a tempo indeterminato, però quanti sono quei contratti che sono andati fuori scadenza, quei rinnovi che non sono stati rinnovati? Io conosco tantissime persone che non hanno più avuto il rinnovo del contratto a tempo determinato proprio in funzione di questa legge. Poi per quanto riguarda la quota 100, mi fa piacere sentire il discorso sugli enti locali, però io vi faccio un invito, andate a vedere quello che stanno facendo le aziende
di certe dimensioni, se a fronte di pensionamenti vanno ad assumere gente o delocalizzano all'estero. Io vi lancio questo messaggio, lo lancio alla Lega, lo lancio ai 5 Stelle, andate a vedere quello che sta succedendo. Ma sapete perché succede questo? Perché non avete avuto l'umiltà di fare quello che hanno fatto nel passato governi a cui io non ho partecipato, che quando si fanno degli interventi sul lavoro, sulle pensioni, si cercano di fare delle tavole di concertazione con i sindacati, con le imprese, perché è da di là che tu dici noi facciamo questa manovra, vi diamo queste possibilità, voi dovete fare. Questi sono i tavoli di concertazione che negli ultimi tempi sono scomparsi, ma una volta, parlo dei governi della Prima Repubblica, si facevano i tavoli di concertazione. Ma lei ha dei dati per dire che i tavoli con i sindacati non sono stati fatti? Perché a me non risulta, a me pare che invece si facciano tavoli con i sindacati ogni giorno, quantomeno per il Ministero dello Sviluppo Economico. I sindacati fino all'altro giorno hanno lamentato di non aver fatto degli incontri, e la stessa roba anche la Confindustria, ma si vede quello che sta succedendo, hai capito? Si vede quello che sta succedendo. Se voi vivete sulla Luna e non sul territorio, tipo la questione Whirlpool, la questione Mercatone 1, cioè c'è completa sintonia e cooperazione tra il Ministro e i sindacati. Non sto parlando dei licenziamenti, io sto parlando sulle leggi che sono state fatte per quanto riguarda la quota 100 e per quanto riguarda il discorso del decreto, cos'era quello sulla povertà e dei contratti da tempo determinato, dignità, povertà, quello che è. E quindi vi dico, andate a fare delle verifiche in tal senso. Poi è vero quello che dici delle regioni del sud che non utilizzano i fondi, e questo è sempre stato, ma tu pensi che con quei parlamentari che sono montati sul carro del carroccio e che chi era a Roma nei tempi che furono ha visto le loro appartenenze e quello che facevano, tu pensi che cambieranno le regole? Ti faccio solo questo punto di domanda, basta.